Ecco, un momento importante oggi l'inaugurazione della nuova sede e anche addirittura l'acquisto. Sì, in realtà oggi è un momento importante per i consulenti del lavoro della provincia di Agrigento. Siamo riusciti ad acquistare questa sede grazie anche ai consigli precedenti che hanno fatto grande economia nei riguardi del consiglio provinciale, e quindi siamo riusciti ad acquistare questa sede. In realtà è un orgoglio di tutti i consulenti della provincia di Agrigento, anche perché il mio predecessore Giovanni Cumpo, la sede è stata presso il suo studio per circa 30 anni, e quindi con i risparmi siamo riusciti ad ottenere questo. Ora arriverà la Presidente nazionale, quindi mi auguro, per quanto riguarda che questa sede è una sede istituzionale, una sede di incontro per quanto riguarda i colleghi, una sede anche per le aziende nei momenti di conciliazione e per i dipendenti delle aziende. Quindi è una sede aperta a tutte le attività produttive della provincia. Quindi è utile, diciamo, anche non solo per i consulenti del lavoro, ma per chi vuole anche avere delle informazioni in generale. Sì, esattamente, noi abbiamo una banca dati, questa banca dati è messa a disposizione di tutti i colleghi consulenti del lavoro, nonché anche delle aziende e dei dipendenti, quindi è una utilità per il territorio. Come consulente del lavoro, qual è il termometro della situazione lavorativa nella nostra provincia? Il termometro lavorativo è abbastanza critico, abbiamo una situazione di crisi delle aziende e quindi ci troviamo non tanto ad assumere oggi personale, ma ci troviamo a dover fare delle conciliazioni, dei licenziamenti sia individuali che collettivi, quindi ci troviamo in un momento di crisi profonda da parte della provincia di Agrigento. La figura di una donna all'interno di un consiglio penso che incida parecchio, perché noi donne riusciamo a fare le cose in maniera molto organizzativa, a mettere impegno su tutto quello che facciamo. Devo dire che in questi ultimi anni la presenza delle donne nella categoria dei consulenti del lavoro cresce sempre più, infatti noi riceviamo richieste di iscrizione sempre più di donne che non di uomini, quindi diciamo che l'affermazione delle donne nella nostra categoria professionale cresce e questo inorgoglisce tutti noi perché riusciamo a dare il nostro contributo professionale in maniera seria, impegnandoci sempre più, e quindi si notano che i giovani iniziano questo percorso perché credono in questa categoria, perché tutte queste iscrizioni ci fanno capire che anche le donne iniziano a percorrere un percorso professionale con tanto impegno e tanta grinta.